Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman Napoletano. Come state? Io spero tutto bene. Allora, io in questo video andremo a parlare di notizie di calciomercato. Allora, prima di tutto vi vado ad illustrare giusto 5 secondi il tabellone dei quarti di finale della Coppa del Mondo. Vabbè, Canada-Marocco che si è già giocata, è passata in Marocco, poi eh, Portogallo-Spagna, Belgio-Stati Uniti, Uruguay-Francia, che si gioca stasera, poi Svizzera dalla parte destra del tabellone, Svizzera, Colombia, Argentina, Egitto, Messico, Inghilterra, che se non sbaglio si gioca stasera, e Brasile, Norvegia. Queste sono, diciamo, questo è il tabellone dei ottavi di finale. Poi penso che ai quarti di finale farò direttamente un video apposito, ma vabbè, non perdiamoci in chiacchiere. Allora, la Sampdoria in queste ore ha presentato un'offerta a Lorenzo Insigne che si è appena svincolato dal Pescara. Sono stati proposti circa 500 euro, 500.000 euro all'anno più un ruolo centrale nel progetto. L'attaccante è fortemente tentato e darà una risposta a breve, ma probabilmente accetterà e ci sarà lì Ruigo. Poi ufficiale Cristiano Masitto è il nuovo allenatore della Cavese. Poi è ufficiale, here we go, Demi Karachi è un nuovo giocatore del Cagliari. Il Cagliari, c'è il centrocampista inglese, arriverà parametro zero dall'Everton dopo aver fatto un'esperienza all'Everton con un contratto fino al 2030 più opzione fino al 2033. Onana è un nuovo giocatore del Trabzonspor, il portiere camerunense arriva dal Manchester United in prestito secco, si rinnova quindi in prestito secco. Catania è interessata a Stefano Scognamiglio del Benevento. Poi Massimiliano Allegri, tra l'altro, ha comunicato i giocatori incedibili per il Napoli, che sono Di Lorenzo, Rachmani, Lobotka, McTominay e Rasmus Solun. Questi sono gli incedibili. Poi il Napoli di Massimiliano Allegri disputerà due amichevoli per Di Maro, tra cui il 22 luglio ad Arezzo contro l'Arezzo e il 26 contro la Cararese. Poi ci saranno gli altri. Vabbè, mi sto dilungando un po' troppo in altri ambiti di calciomercato. Poi, come altre notizie, vi do l'ufficialità di Tommaso Cassandro, che è un nuovo giocatore del Palermo, un nuovo calciatore del Palermo, che il difensore arriva a titolo definitivo dall'US Como. Poi Gatti è considerato in lista trasferimenti dalla Juve infatti c'è il Napoli su di lui. E la Juventus per sostituirlo, perché al 100% andrà via, a prescindere da dove, al 100% vuole puntare tutto su Lukumi. L'obiettivo principale per il club di Toro Piemontese è Lukumi. Inter in volata secca per Anan Kalaili, scusate. Contatti avviati con l'Union Saint-Gilloise. Poi vabbè, è stato sfumato ufficialmente dal Napoli e si presuppone che il giocatore darebbe l'ok per il trasferimento. Il Manchester United sta
valutando in questi giorni l'acquisto di André Santos, tra l'altro è stato nel mirino del Napoli inizio calciomercato estivo, pochi giorni prima del calciomercato estivo e anche nel calciomercato invernale. André Santos dal Chelsea. Però non si sono ancora sviluppate trattative tra i club. Poi Jürgen Klopp, il nuovo allenatore della Germania, here we go, restano ancora da trattare i termini burocratici, contrattuali e il progetto, ne restano ancora altri dettagli oltre a quelli burocratici, come per esempio il progetto e l'uscita dal gruppo Red Bull, ma questo diciamo. Poi Lin Canghilli, spero che si Canghilli, ecco, non mi veniva il nome, è un passo al Tasseristi all'Atletico di Madrid, dal PSG, contratto fino al 2031. Poi Milinkovic-Savic, portiere arrivato al Napoli l'estate scorsa, è considerato in lista di trasferimenti. Ci sta un club neopromosso in Premier League e un club turco. Nei prossimi giorni vi farò dei nomi. Anzi, ve lo faccio direttamente mo il club inglese, ma il club turco non mi posso ancora fare il nome. Il club inglese è l'Hull City, che ha presentato un'offerta ufficiale al Napoli, però il Napoli lo valuta un po' di più, circa 15 milioni. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un nuovo video, vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!